e Sean un progetto di educazione finanziaria nelle scuole. Come sta andando? Perché siete quasi alla fine. Questi ragazzi che cosa portano alla banca e voi cosa chiedete ai ragazzi? Progetto importante, ci crediamo, lo abbiamo voluto fare anche con altre strutture, con IRECOP, però ci dà passione, ci dà quel qualcosa in più da trasferire al mondo giovane, un mondo giovane che si fa fatica a inserire nel mondo bancario, nel nostro mondo. È una maniera di contatto, di incontro e di scambio, è molto positivo e sicuramente da implementare. Ecco, il credito cooperativo è giovane, tra virgolette, quindi è vicino ai giovani. Sì, è un mondo giovane, però noi dobbiamo fare quel ricambio generazionale e nella compagine sociale abbiamo dei soci che chiaramente storici e dove con questo mondo informativo, questo mondo di innovazione si fa molto più fatica a dialogare, essere competitivo, essere attrattivo e anche questa maniera di incontri in banca è una maniera anche per conoscere, per far vedere chi siamo veramente e cosa stiamo facendo. Lei prima ha detto ai ragazzi, noi siamo differenti dalle altre banche, quelle che sentite sempre nominare, perché? Perché viviamo il territorio, siamo nel territorio, prendiamo e restituiamo il territorio alle persone, ai soci. C'è di mezzo, c'è la cosa più importante, la centralità e il ruolo della persona, il ruolo della persona come risorsa, come cliente, come socio, come giovane, come tutto. È una banca per il territorio e chiaramente è un territorio che noi dobbiamo tanto e che dobbiamo restituire. Allora, oggi siete venuti in banca dopo un percorso fatto a scuola. Qual è stata la differenza da scuola in banca? Beh, sicuramente la struttura è totalmente diversa, è stato molto interessante comunque entrare proprio all'interno e vedere, cioè toccare con la realtà che ogni giorno vivono comunque quelli che lavorano in questo ambito. Conoscevamo già i sistemi bancari, i metodi di pagamento, però riguardo le altre lezioni no, non sapevo nulla, quindi è stato molto interessante imparare queste nuove cose che comunque mi serviranno per sicuramente quando uscirò dalle scuole, quindi comincerò la mia vita nel mondo del lavoro. Vorresti lavorare in banca? Sarebbe una bella esperienza sicuramente, si vedrà quando magari finisco le scuole e il percorso anche che voglio intraprendere, comunque sarebbe una bella esperienza sicuramente anche da provare nella vita. Sì, è stato molto utile e interessante ed era come aspettavo perché all'interno della banca tutto il personale è molto competente e ho imparato cose che non sapevo, per esempio, come a scuola non viene approfondito molto. Ed è stato molto utile anche avere un'interazione con personale e anche con il presidente che a me è interessato molto il suo discorso e niente, è stato molto bello, dai. Vi hanno parlato anche del credito cooperativo e della differenza con le altre banche? Sì, però mi ricordo che ci hanno parlato di come viene investito e per esempio i mutui ipotecari che concedono alle persone che sono in cerca di acquistare una casa, eppure anche degli investimenti sostenibili con lo scopo di ridurre l'impatto sull'ambiente, diciamo. Che cosa racconterà? Allora, è una tematica abbastanza ampia, infatti penso che faremo un successivo incontro proprio per andare un po' più in dettaglio. Il credito è una tematica molto ampia, ripeto, che spesso e volentieri nei libri di scuola è trattata solo in modo parziale, mentre la tematica è complessa e in continua evoluzione.
Oggi sempre più si è pensati al calcolo del merito creditizio fatto con sistemi informatici, come di una valutazione automatica fatta da un'intelligenza artificiale, chiamata. Mentre nella realtà del credito cooperativo, nonostante tutte le nostre regole siano uguali alle altre banche, noi abbiamo bisogno di una dominanza della componente umana, della ragione. Quindi è importante, in collaborazione con la scuola, eventualmente portare avanti un piano di futuri analisti dove, oltre alla componente della relazione che è caratteristica del credito cooperativo, anche nella valutazione comunque ci siano dei fondamenti fatti proprio con i principi del credito cooperativo. Ecco, questa è un po' la fotografia di quello che si vorrebbe portare avanti.